Primo caso di positività al Covid a scuola, contagiato una studentessa del Telesio di Cosenza, eseguiti 27 tamponi, casi anche al Comalca di Catanzaro. La Regione decide di mandare un infermiere in ogni scuola per rafforzare il controllo sui possibili contagi. La Commissione parlamentare antimafia nel suo primo giorno di audizione a Catanzaro apre all'ampliamento degli organici. Gratteri approva. Un uomo è stato trovato privo di vita all'interno della sua casa ad Acri. I carabinieri della compagnia di Rende hanno sottoposto a fermo il figlio della vittima. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque c'è un primo caso di positività al Covid in una scuola. È stata contagiata infatti una studentessa del liceo Telesio di Cosenza. Sono stati eseguiti 27 tamponi e ci sono anche casi al Comalca di Catanzaro. Il punto nel servizio. L'allarme è scattato questa mattina quando si è appreso della positività al coronavirus di una studentessa del liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza. A 4 giorni dall'apertura, subito una prova concreta per l'istituto scolastico cosentino, costretto a fare i conti con il Covid-19 e ad applicare le procedure previste dai protocolli. Si tratta di una ragazza presente a scuola soltanto nella giornata inaugurale, che ha partecipato insieme alla sua classe alla cerimonia auditorium, per poi proseguire le lezioni con la didattica a distanza. Una circostanza fortunata che ha limitato ad un'ora circa dunque la convivenza con compagni e docenti. La giovane si trova in isolamento, così come i compagni che già questa mattina sono stati sottoposti a tampone, insieme all'unica docente con la quale ha avuto contatti. Il dirigente del Telesio, Antonio Iaconianni, ha emesso un comunicato tranquillizzando famiglie e studenti. Sono state messe in atto le procedure previste in questi casi e seguiranno ulteriori comunicazioni. La giovane è stata sottoposta a tampone dopo che la madre, rientrata dall'estero e autodenunciatasi all'ASP, si è messa in quarantena e ha scoperto di essere positiva quando l'azienda sanitaria ha seguito il test. La task force sta eseguendo controlli anche su alcune amiche della ragazza, non compagne di scuola, che l'avrebbero frequentata nel weekend appena trascorso. Situazione da monitorare anche a Catanzaro, dove alcuni dipendenti del Comalca sono risultati positivi. Lo screening effettuato dopo la scoperta di un caso positivo riguardante il consorzio ortofrutticolo ha fatto emergere nuovi contagi. L'ASP di Catanzaro dovrà stabilire al più presto le strategie di contrasto al virus all'interno di una struttura che distribuisce frutta su tutto il territorio regionale. E c'è la decisione della Regione, cioè quella di mandare un infermiere in ogni scuola per rafforzare i controlli sui possibili contagi. La Regione autorizza le ASP ad assumere personale infermieristico per gli istituti scolastici. La governatrice Santelli sottolinea che la decisione è stata assunta per rafforzare l'offerta sanitaria territoriale a fronte della riapertura delle scuole e fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del Covid-19. Ma come accoglie la notizia l'Ordine degli Infermieri? Accogliamo positivamente, anche perché da tempo che noi stiamo dicendo che la figura infermieristica negli istituti scolastici, a prescindere dal Covid, è un valore aggiunto. È vero, esiste già un decreto legge del legge l'infermiere di famiglia e di comunità che andrebbe anche questo implementato ormai in Calabria. Sono delle risorse aggiuntive, a volte non si capisce perché si tende più a perderle che ad acquistarle. Siamo favorevoli, ringraziamo la Presidente Santelli perché finalmente qualcuno si è ricordato degli infermieri. Si è ricordato gli infermieri non come dotazione organica, non come numero, ma come professionisti autonomi all'interno degli istituti, ma non solo per l'emergenza Covid, perché gli infermieri sarebbero il trade union tra l'istituto, tra gli studenti, tra il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, quindi in un team multidisciplinare del quale oggi non si può più fare a meno. Resta da capire però come si intendono finanziare le oltre 400 assunzioni in Calabria. L'assunzione può essere fatta o tramite partita IVA, quindi come liberi professionisti, apro una parentesi, gli infermieri possono essere liberi professionisti come tutti i professionisti, o come co-co-co, infermieri che poi andrebbero, come dire, indirizzati, stabilizzati per cercare di creare nuove opportunità di lavoro, come l'infermiere di famiglia e di comunità. Se vogliamo, l'infermiere scolastico potrebbe anche essere un infermiere di famiglia e di comunità, visto che poi la scuola è una comunità. Aggiungo che molti istituti sono in zone piuttosto lontane da quelli che sono i centri di assistenza, quindi dalle strutture assistenziali e di prestazione ambulatoriale, quindi potrebbe essere effettivamente un ulteriore valore aggiunto per tutte le tematiche che riguardano i giovani. E adesso gli aggiornamenti sul coronavirus con il consueto bollettino della Regione. Oggi in Calabria si registrano 10 nuovi casi.
10 nuovi contagi in Calabria nelle ultime 24 ore, 5 sono stati registrati nel Cosentino, tra cui 3 migranti del CAS di Fruscaldo e 2 contatti stretti di un noto caso a Cosenza. A Catanzaro si registrano 5 nuovi casi riconducibili ad un focolaio noto. I dati contenuti nel consueto bollettino della Regione Calabria. Nel dettaglio, ad oggi sono stati effettuati 197.671 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.967, come dicevamo 10 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 195.704. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 12 in reparto, 2 in terapia intensiva, 72 in isolamento domiciliare, 200 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 12 in reparto, 118 in isolamento domiciliare, 487 guariti e 36 deceduti. A Reggio Calabria 6 in reparto, 93 in isolamento domiciliare, 338 guariti, 19 deceduti. A Crotone 22 in isolamento domiciliare, 117 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 4 in reparto, 22 in isolamento domiciliare, 85 guariti e 5 deceduti. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 934. E prima dicevamo che appunto si sono registrati dei casi di positività al Covid-19 anche alla comarca di Catanzaro. Ebbene, il sindaco Sergio Abramo, in via precauzionale e allo scopo di contrastare e contenere il rischio di contagio da Covid, ha disposto la sospensione delle attività del Consorzio Mercato Agroalimentare Calabria, che rifornisce tutta la regione. La chiusura fa appunto seguito alla positività di alcuni dipendenti di una realtà di vendita all'ingrosso operante all'interno della struttura e decorrerà da domani, mercoledì 30 settembre, fino a venerdì 2 ottobre. L'ordinanza sindacale fa seguito alla nota con cui l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, proprio sulla base dell'indagine epidemiologica effettuata sui casi positivi inerenti al Comalca, ha consigliato la chiusura dell'attività al fine di poter effettuare tamponi sul personale e assicurarne dunque la riapertura dopo gli esiti. Audizione fiume dei commissari dell'ASP di Catanzaro, ASP che, lo ricordiamo, è stata sciolta per ingerenze mafiose. Oggi davanti la commissione parlamentare antimafia appunto sono stati ascoltati i commissari. Ci sono ancora delle criticità, ha detto il prefetto Ratella, ma il nostro lavoro certamente non è facile, ma proseguiamo. È durata 2 ore e mezza l'audizione della commissione straordinaria che guida l'ASP di Catanzaro, oggi in prefettura davanti alla commissione parlamentare antimafia. L'ASP di Catanzaro, lo ricordiamo, è stata sciolta per infiltrazioni mafiose nel settembre del 2019. Il lavoro della commissione va avanti, ma sono ancora molte le criticità, come ha sottolineato il prefetto Luisa Latella. Ce ne sono tantissime, un elenco sarebbe difficile farlo, soprattutto in queste condizioni. Le abbiamo più o meno espresso alla Commissione, ma ci stiamo provando a portare avanti un lavoro che non è facile, anche perché è spesso un lavoro che non trova facilità di azione perché è spesso ostacolato. Ma ci sono ancora delle resistenze all'interno dell'ASP? Non credo solo all'interno, non è solo all'interno, anzi l'interno in molti aspetti devo dare atto che sta rispondendo bene e collabora. E la Commissione parlamentare antimafia nel suo primo giorno di audizioni a Catanzaro apre all'ampliamento degli organici e il procuratore Gratteri approva. Sentiamo. Sono appena terminate le audizioni in prefettura e Gratteri, assalito dai cronisti, si lascia andare ad una battuta ironica. Tutti dicono i parlamentari, io che volete? Io non posso dire niente. Che volete, no? Poi, punzecchiato sui temi che riguardano la procura da lui guidata, sentite cosa dice. Sarà la possibilità di aumentare la pianta organica della procura di Catanzaro di 2 unità, questo ci ha detto il Ministro, di 2 unità al Tribunale e di 3 alla Corte d'Appello. E quindi questo mi consentirà di portare la DDA a 15 unità. E poi abbiamo chiesto di rivedere il numero dei componenti delle sezioni di polizia giudiziaria. Quindi questo è un'altra cosa che ho chiesto alla Commissione, è la modifica sul Tribunale distrettuale. Come esiste la Procura distrettuale, quindi abbiamo creato
degli specialisti, di pubblici ministeri in processi di criminalità organizzata. Stessa cosa vorremmo degli specialisti nei tribunali, cioè un gruppo dei collegi di magistrati specializzati per i reati di criminalità organizzata. La criminalità come emergenza nazionale, ma Gratteri sottolinea che non è una problematica solo calabrese. Quindi anche su quei territori bisognerebbe parlare di emergenza, ma io non affronterei l'approccio a emergenza è perdente. Io farei uno studio e un approccio sistematico perché esiste una ricetta per tutto il territorio, non esistono ricette per un determinato territorio. Il numero 1 di Catanzaro si sofferma anche sul maxi processo Rinascita Scott. I lavori stanno andando avanti, realisticamente intorno al 10 novembre potremmo continuare il processo alla Mezzadera. Poi sul Recovery Fund e le risorse in arrivo dalla Comunità Europea, Gratteri dice bisogna vigilare. La storia ci insegna che le mafie sono presenti dove c'è da gestire denaro e potere, e quindi qui bisogna prestare attenzione. E allora, anziché andare dopo così a singhiozzo a fare indagini, è meglio fare i controlli prima, no? E noi ci dedichiamo a cose più importanti. Il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Maria Rita Calvosa, è intervenuta per sostituire temporaneamente il dirigente Luciano Greco, revocandogli la delega alle operazioni inerenti all'avvio dell'anno scolastico. Lo rende noto il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra insieme alle senatrici Corrado, Granato e Abbate. Il quadro, spiegano i 4 parlamentari, che sembra emergere dal decreto a firma del dirigente regionale, appare sconcertante. All'interno dell'ufficio scolastico cosentino la Calvosa avrebbe rilevato continue rettifiche effettuate sulle operazioni già espletate fino a raggiungere un numero esorbitante che provoca grave disagio tra il personale della scuola nonché nell'utenza. A Cosenza vi sarebbe una situazione di grave confusione nell'effettuazione delle operazioni, di forti criticità nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai posti di sostegno, la mobilità annuale nonché il reclutamento del personale a tempo determinato. E adesso la cronaca. Avrebbe ucciso il padre al seguito di una lite avvenuta nella loro abitazione ad Acri. In manette è finito un 28enne romeno. Una lite per futili motivi, di quelle che possono avvenire sovente fra padre e figlio, sarebbe all'origine della tragica morte di Gingiu Ciprian, un cittadino rumeno di 47 anni trovato senza vita dalla moglie all'interno della propria abitazione in contrada Vallone Umidu di Acri, in provincia di Cosenza. C'è dunque una svolta nelle indagini per la morte dell'uomo avvenuta ad inizio settimana. Dopo una serie di costruzioni e sopralluoghi, i carabinieri della compagnia di Rende hanno fermato nella tarda serata di ieri il figlio della vittima. Si tratta di Sandu Katilan, 28 anni, anche lui di nazionalità rumena, ritenuto responsabile di omicidio preterintenzionale con l'aggravante di aver agito contro un parente. Secondo il racconto reso dalla donna, è emerso che domenica sera, mentre erano a cena, tra padre e figlio ci sia stata una terribile discussione, proseguita in giardino, dove il giovane avrebbe spinto l'uomo facendolo cadere a terra e accidentalmente avrebbe sbattuto violentemente la testa. Privo di sensi, il padre veniva portato all'interno dell'abitazione e adagiato sul letto. Solo la mattina seguente la compagna, accortasi che era privo di vita, ha lanciato l'allarme. Purtroppo per il 47enne non c'è stato nulla da fare e a seguito delle indagini e dell'esame autoptico da parte del medico legale, il 28enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Cosenza e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria inquirente. E ancora rifiuti sono stati rinvenuti nei pressi dell'ospedale di Locri. Poche ore prima avevano ripulito dai rifiuti un grande spazio dell'ospedale di Locri. Dopo nemmeno 48 ore un altro punto dell'immensa area sulla quale sorge il nosocomio è stato adibito praticamente a discarica e il sindaco Giovanni Calabrese non l'ha mandata giù, puntando l'indice contro il management aziendale. Hanno creato una discarica a cielo aperto, denuncia il primo cittadino locrese, il quale non esita a definire raccapricciante e al limite del grottesco la situazione. Anche dal suo profilo Facebook
Facebook Calabrese stigmatizza la vicenda affermando che all'ospedale di Locri la realtà supera la fantasia perché il caso va oltre ogni immaginazione. Il sindaco non nasconde la preoccupazione e il rischio per la salute di tutti. Un ammasso di rifiuti indifferenziati insieme a rifiuti speciali. Follia pura, scrive il Primo Cittadino, che accusa il management ospedaliero di incapacità e indolenza. Sono soggetti, ovviamente in riferimento ai componenti del management, inadeguati, afferma. Andrebbero sollevati da ogni incarico. La polemica è aperta e probabilmente le conseguenze non si faranno attendere. Vedremo quali saranno gli sviluppi. I cumuli di rifiuti in via Lupia a Cosenza e gli abbandoni hanno reso invivibile la situazione per gli abitanti del quartiere molto popolato. Gli abitanti di via Lupia a Cosenza sono stufi. Ogni volta che mettono il naso fuori da casa si trovano davanti questo scenario. Cumuli di spazzatura sulla strada, proprio di fronte al punto di deposito che hanno allestito per ottimizzare il servizio. Gli abbandoni hanno reso la zona invivibile, cattivo odore e topi che fanno festa sui rifiuti. Su via Lupia viviamo in una situazione di totale abbandono e questo abbandono nel tempo sta portando un'incuria e una situazione molto grave sotto il profilo igienico-sanitario. Viviamo alla merce di topi, mosche e qualsiasi tipo di insetto, perché qui la situazione è drammatica. Nonostante vengano effettuate ciclicamente raccolte straordinarie, il fenomeno puntualmente si ripresenta. Basta un sacco abbandonato per dare il via a nuovi accumuli. Come consiglio io posso solo dire agli organi competenti appunto di munire la zona di telecamere, di una videosorveglianza, dei posti con delle macchine dei vigili a tutela comunque dei cittadini, perché qua ogni giorno, ogni santissimo giorno vengono lanciati centinaia e centinaia di sacchetti della spazzatura e hanno ridotto la zona, il quartiere, uno schifo. E pensare che i condomini ce la mettono tutta e per tenere pulito il loro viale si sono affidati a una cooperativa che si prende cura dei loro mastelli. Basta che lasciano il loro mastello con il rifiuto da calendario, noi la sera lo andiamo a prendere davanti alla porta e lo mettiamo sul suolo pubblico. L'indomani mattina che Ecologia Oggi scarica i rifiuti, prendiamo il secchiello e glielo riportiamo davanti alla porta. I carabinieri di Cosenza hanno rinvenuto oltre 1 chilo tra cocaina ed eroina. La droga era nascosta nel controsoffitto di un appartamento in via Popile. A valore della sostanza stupefacente circa 100.000 euro. 2 persone sono state arrestate, si tratta di madre e figlio. A Catanzaro solenne celebrazione eucaristica in onore di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La Polizia di Stato rende omaggio al suo santo patrono, San Michele Arcangelo. A Catanzaro solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo metropolita Monsignor Vincenzo Bertolone, presenti le autorità civili e militari della città. Il questore Finocchiaro ha espresso a nome proprio dell'amministrazione della pubblica sicurezza il suo ringraziamento agli uomini e alle donne della Polizia di Stato per il quotidiano e infaticabile lavoro sul territorio a tutela dei cittadini, specie delle fasce più deboli e vulnerabili, per assicurare ottimali condizioni di sicurezza e tranquillità. Oggi festeggiamo il nostro santo patrono San Michele Arcangelo. È un momento in cui ci raccogliamo tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato della provincia e non solo, perché sono momenti in cui anche le altre istituzioni dello Stato e non solo dello Stato, gli enti locali, l'amministrazione regionale, comunale e provinciale, ci ritroviamo in questa Basilica dell'Immacolata per celebrare il nostro santo e per riaffermare ancora una volta l'impegno che ci mettiamo, che tutti i poliziotti della provincia di Catanzaro ci mettono per assicurare condizioni di tranquillità e sicurezza alla comunità catanzarese. A Castrovillari adesso per la primavera dei teatri.
Primavera dei Teatri, 21ª edizione, lo storico festival diretto da Scena Verticale arriva a Castrovillari dall'8 al 14 ottobre. 7 giornate per 7 prime nazionali, un'anteprima ma anche performance, mise and space, progetti internazionali all'interno di più spazi e luoghi all'aperto e al chiuso. 20 le compagnie tra debutti e spettacoli, ospiti con lo sguardo sempre puntato sul presente. Un programma intenso che riflette su relazioni, tecnologia, politica e sulle conseguenze generate da Covid, che in questi ultimi tempi sembra aver già segnato l'inizio di una nuova epoca sociale. Proveremo a fare i conti anche con l'apertura dei teatri in questo clima Covid, dove è tutto più difficile da gestire. Negli anni il festival è riuscito a fare della città ai piedi del Pollino un punto di riferimento dei nuovi linguaggi scenici, luogo di confronto tra generazioni di artisti, grazie alla smisurata perseveranza dei loro programmatori Dario De Luca, Saverio Laruina, Settimio Pisano. Era importante riaprire i teatri, era importante non fare un programma più piccolo, anzi ci è piaciuto farlo in pieno, farlo ricco, per cui anche il pubblico potrà decidere cosa vedere. Spazio dedicato ai più piccoli spettatori come Primavera Kids, laboratori, mostre, presentazioni di libri ed ancora un progetto fatto con Cauteruccio, con Giancarlo Cauteruccio dei Krypton, di videomapping sulla città, che sarà acceso per tutto il periodo del festival su alcuni dei grandi palazzi della città. Parliamo adesso di università telematica. A Montalto Fugo è stata inaugurata la nuova sede della Pegaso. Nasce un nuovo polo didattico dell'Università Telematica Pegaso nel territorio di Montalto Fugo, in provincia di Cosenza. Un progetto fortemente voluto da ICR Calabria, ma vediamo com'è nata questa sinergia. Il nostro impegno è quello di essere vicini a questo territorio e soprattutto di svilupparne le capacità, non solo del territorio di Montalto, che è centrale nella media valle del Crati, ma anche nei territori limitrofi. Pensiamo al bacino di utenza che interfaccia questo intero territorio. Il nostro impegno, insieme soprattutto all'amministrazione, è quello di offrire dei servizi affinché si possa creare uno sviluppo per i cittadini. L'obiettivo è venire incontro alle esigenze locali che il mercato del lavoro, la scuola e l'università richiedono. Iniziamo anche a proiettare il territorio in un'ottica di servizi e di attività di natura un po' diversa, magari che alzano forse anche il livello qualitativo dei servizi e delle attività che sono su Montalto. Chiaramente la formazione è un settore dove bisogna puntare. Con l'apertura di una nuova sede nel territorio di Montalto si punta a creare ad un centro di sviluppo e crescita per fare da collante fra studenti, mondo del lavoro e vita sociale. Un'università che conta più di 100.000 iscrizioni a livello nazionale, 3.000 dei quali, con orgoglio dico, sono frutto della nostra squadra e la nostra famiglia di Cosenza. Attraverso le nostre sedi, i nostri CP, si possono sfruttare delle rette accademiche con agevolazioni economiche anche fino al 50% in meno. E adesso le ultime dalla borsa. Le borse europee terminano in ribasso. La speaker della Camera USA Nancy Pelosi ha annunciato che i democratici stanno preparando un pacchetto da $2.200 miliardi nel tentativo di superare l'impasse con i repubblicani. Dall'agenda macroeconomica sono giunti i dati finali di settembre sulla fiducia dei consumatori dell'Eurozona, in linea con la stima preliminare a meno 13,9 punti, oltre ai numeri sull'inflazione in Germania a meno 0,2% a settembre e le scorte all'ingrosso americane di agosto a più 0,5% il dato preliminare. Intanto l'Eurozona Economic Outlook ha previsto una ripresa nel terzo trimestre del 2020 dopo la forte contrazione registrata tra aprile e giugno dal PIL e gli altri aggregati economici dell'Eurozona. Intanto Giuseppe Conte ha annunciato un calo sotto la doppia cifra nel 2020 e un forte rimbalzo nel 2021. Il FTSE MIB e il FTSE 100 di Londra archiviano gli scambi in calo dello 0,5%, deboli come il CAC 40 di Parigi a meno 0,2%, il DAX di Francoforte a meno 0,4% e l'Ibex 35 di Madrid a meno 1%. Sottotono anche Dow Jones a meno 0,5%, S&P 500 a meno 0,3% e il Nasdaq flat. Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,174, mentre il cambio tra biglietto verde e yen scambia poco mosso a 105,6.
Tra le materie prime arretrano le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 3,5% a $41,4 e il WTI a meno 4,1% a $38,9. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si riduce a 138 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,84%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano Atlantia e Diasorin a più 1,8% e Amplifon a più 2%. In calo invece Saipem e Tenaris a meno 3,2% e Leonardo a meno 3%. Grazie e buon proseguimento di serata. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Sulla nostra regione le condizioni meteo saranno ancora variabili e instabili, in particolare sui versanti tirrenici, a causa dell'insistenza di correnti occidentali umide, richiamate da un'area di bassa pressione presente sull'Europa orientale. Un parziale miglioramento inizierà dalla giornata di mercoledì, ma si avvertirà maggiormente da giovedì, quando l'espansione da ovest di un promotore anticiclonico favorirà un deciso miglioramento. Domani nubi sparse sui litorali tirrenici della Calabria con possibili deboli piogge. Sui versanti ionici cielo da poco a parzialmente nuvoloso con possibilità di deboli fenomeni su Crotonese e Cosentino. Temperature stazionarie, passiamo a mari e venti. Domani mosso il Mar Tirreno con venti dei quadranti occidentali, poco mosso il Mar Ionio con venti di direzione variabile. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie come sempre per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.